Vi ricordate i classici distributori di merende a scuola pieni di giambonetti, patatine e dolci al cioccolato, che tanto ci piacevano ma che di sicuro non ci aiutavano a mangiare sano? Beh, ormai da un anno al Liceo Berto di Mogliano Veneto sono stati soppiantati da alimenti biologici e nutrizionalmente corretti, capaci di soddisfare salute e palato. Abbiamo merendine al farro, abbiamo cereali di vario genere e poi la frutta e gli yogurt. Ci sono anche dei cibi privi di glutine e liberi quindi da questo tipo di sostanza che potrebbe nuocere alla salute. E certe volte siamo abituati a mangiare le solite schifezze, quindi potrebbe essere anche utile per noi per capire meglio come rapportarci nel mangiare sano, nel vivere sano. Dall'anno scorso si è potuto vedere che in particolare nei mesi primaverili ed estivi c'è stato un innalzamento dell'utilizzo dei cibi ecosolidali. E la richiesta di questi prodotti è partita proprio da loro, dagli studenti. Da là la scuola e l'ULSS di Treviso hanno fatto quadrato per offrire ai ragazzi lezioni di educazione alimentare, allo sport, alla salute psicofisica, capaci di catturare la loro attenzione. Ed ecco arrivare allora un nuovissimo touchscreen, posizionato proprio in parte alle macchinette, che con l'aiuto dei campioni sportivi dà insegnamenti e consigli utili sul mangiare e vivere sano. Il progetto è partito proprio su stimolo dei ragazzi, dei rappresentanti di istituto di 2 anni fa, che chiesero proprio di inserire nel momento della pausa dei prodotti provenienti dal mercato equo solidale. Il touchscreen è una banca dati dove i ragazzi trovano informazioni principalmente di tipo alimentare, quindi schede alimentari su tutti gli alimenti presenti nei distributori, trovano informazioni relative al rapporto tra alimentazione e sport, quindi tutto ciò che concerne una corretta alimentazione in ambito sportivo, ma anche informazioni di altro genere che riguardano il consultorio per i giovani che si trova nel distretto di Mogliano Veneto, quindi tutti i servizi del consultorio e altri servizi sempre legati alle politiche giovanili.